Siamo al Camping Village 4 Mori e noi siamo il centro di immersioni Sardegna, siamo il diving center presente all'interno del villaggio. Siamo tutti istruttori PADI, quindi appunto per la PADI, diciamo, i ragazzini possono iniziare a fare attività subacquea con programmi non veri e propri corsi. In questo caso già dall'età di 8 anni abbiamo un paio, diciamo, di programmi, uno molto veloce, diciamo, in giornata, che è il Bubble Maker, che lo si può fare anche 2-3 ore di tempo, dove appunto dopo una rapida spiegazione dell'istruttore in un ambiente naturalmente di acqua confinata i bambini più che altro si divertono in acqua e appunto Bubble Maker, le prime bolle, diciamo, sott'acqua, ok? Naturalmente in una profondità molto limitata, 1,5 m, 1,80 m d'acqua, i bambini possono fare questo. Dopodiché il programma successivo, sempre per bambini dagli 8 anni, è il SEAL Team, sempre PADI, dove in questo caso invece, oltre naturalmente a una diciamo importante parte di divertimento, naturalmente con i bambini non potrebbe essere diversamente, abbiamo anche una parte dove i bambini in 5, chiamiamole Aqua Mission, è l'equivalente, diciamo, delle acque confinate per i subacquei certificati, i bambini imparano a fare anche, a risolvere problematiche sott'acqua, svolgere degli esercizi come basilari, diciamo, dallo svuotamento della maschera parzialmente allagata, recuperarsi l'erogatore, ecco, cominciano a vedere già un pochino il movimento sott'acqua, la posizione e l'assetto, imparano a utilizzare le varie componenti appunto basilari dell'attrezzatura come il GAV, ok, come mettere le fruste, insieme appunto un istruttore. Questo è, diciamo, per i più piccolini. Poi naturalmente c'è tutta la parte naturalmente anche di snorkeling, quindi questo naturalmente è possibile farlo anche, diciamo, prima degli 8 anni, naturalmente accompagnati anche dai genitori con noi fuori sulla barca, con tutte le dotazioni naturalmente anche di sicurezza. E poi tornando, diciamo, al discorso dei corsi, invece in questo caso brevetti, per la PADI, diciamo, i programmi corsi junior possono essere svolti da bambini diciamo dall'età di 10 anni. Naturalmente i bambini a quell'età non sono tutti uguali, quindi ovviamente valutiamo prima un attimino le caratteristiche, le motivazioni, le reali anche capacità del ragazzino di apprendere nozioni già, diciamo, di un certo tipo, e tutti i programmi junior, quindi tutti i corsi dal PADI Scuba Diver che sono i 12 metri, poi l'Open Water Diver che invece abilita 18 metri e poi successivamente va bene anche l'Advance, tutti i corsi junior, per la PADI fino a 15 anni sei junior, dal 15° anno di età, diciamo, per lei, ok, sei tra virgolette, diciamo, adulto, ok? Ecco, tutto quello che è il panorama junior di tutti i corsi, il programma è identico a quello degli adulti, per i ragazzini appunto dai 10 ai 15 anni, cambia solamente per gli istruttori, per il centro subacqueo, il rapporto tra appunto allievo e il rapporto inteso proprio come un rapporto in termini di numeri, no? Con un istruttore con tot ragazzini, se c'è più di un ragazzino che è sotto i 12 anni cambiano un po' i rapporti per quanto ci riguarda, ma i programmi sono identici. E poi nei corsi invece un pochino più avanzati, per esempio nell'Open Water, il programma è identico, però limita la profondità. Fino a 12 anni per esempio non possono andare a una certa profondità, e anche nell'Advance ovviamente non possono fare 30 metri, quindi questo, ma i programmi appunto a partire dai 10 anni di età sono praticamente identici a quelli degli adulti.
adesso per quanto riguarda il centro immersioni Sardegna, è presente diciamo in questa zona, quindi nella zona che va da diciamo Costa Rei, quindi poi abbiamo la spiaggia di Calasinzias, poi abbiamo altre strutture più o meno grandi, diciamo, siamo presenti all'interno di queste strutture, siamo presenti qui all'interno dei Quattro Mori, che è un nostro, diciamo, il nostro fiore all'occhiello. Siamo qui ormai da qualche anno, dati anche gli investimenti fatti dalla struttura. Qui abbiamo un particolare interesse per la tipologia, anche il target di famiglie, molte famiglie, quindi lavoriamo appunto molto anche con i ragazzini, corsi, programmi a tutti i livelli e naturalmente anche subacquei brevettati, quindi diciamo il rapporto, diciamo, che c'è tra le due società, quindi il Centro Immersioni Sardegna e appunto in questo caso i Quattro Mori, è un rapporto ormai che è abbastanza consolidato da 5-6 anni e appunto sicuramente è uno dei villaggi su cui in questo momento, in prospettiva futura, la società Centro Immersioni Sardegna punta moltissimo, insomma, punta di più. Nei nostri, diciamo, 3 centri, noi abbiamo 3 centri diciamo autonomi, autosufficienti, poi come abbiamo detto abbiamo altre strutture più piccole che solo per questioni di numeri, diciamo, non meritano all'interno un centro completamente operativo, quindi con la base mare, la barca, il compressore e tutte quante le attrezzature, quindi un vero e proprio centro. Ne abbiamo 3 di questi situati appunto sulla spiaggia di Calasinzias, sulla spiaggia di Costa Rei e naturalmente all'interno del villaggio Camping Village Quattro Mori. Ecco, quindi diciamo le immersioni naturalmente che facciamo qui sono un po' diverse da quelle che naturalmente fanno Calasinzias e a Costa Rei, perché naturalmente la distanza a certi punti è diversa. Comunque in questa zona, diciamo, la possibilità di fare immersioni, per esempio noi qui partiamo appunto dalla spiaggia qui di Muravera Quattro Mori, raggiungiamo normalmente, ok, Capoferrato, si trova, diciamo, qualche chilometro più a sud rispetto alla spiaggia dove ci troviamo adesso, e lì ci sono dei bellissimi punti di immersione. Facciamo appunto immersioni in zone più ridossate, magari meno profonde, per i corsi o magari per le persone che da un po' di tempo non si immergono, e quindi diciamo con caratteristiche di non particolari, diciamo, problematiche né alla superficie né sotto per questioni di correnti o moto ondoso, e anche naturalmente per la profondità, quindi offrono, diciamo, un fondale che si presta bene, diciamo, a persone mai meno esperte o appunto alle scuole, quindi ai corsi. Per quanto riguarda, diciamo, questa zona, la parte, diciamo, più interessante di questa parte, di questa zona sud-est della Sardegna, ecco, abbiamo sicuramente l'area marina protetta di Capo Carbonara, che appunto comprende nella parte più a nord l'isola di Serpentara, poi comprende l'isola dei Cavoli e si estende fino poi alla secca di Santa Caterina, che è proprio appunto sulla punta di Capo Carbonara. È un'area marina protetta con caratteristiche particolari, anche per quanto riguarda hanno dato l'autorizzazione, diciamo, a pochi diving center autorizzati che rispettano determinati requisiti, diciamo, la concessione ad immergersi anche in zona A, normalmente interdetta anche alla navigazione, quindi diciamo abbiamo diciamo, questa caratteristica, questa grande opportunità, che naturalmente noi siamo tra i centri che possono andare all'interno dell'area marina protetta e anche in zona A, e lì insomma, per quanto riguarda, ecco, io dico sempre, per quanto riguarda il pesce, proprio come quantità di pesce, avendo io, insomma, lavorato anche in altri mari, altri posti tropicali o meno, ecco, nella giornata giusta lì non ha niente da invidiare ai migliori mari tropicali per la quantità di pesce, quindi possiamo vedere tutto quello che
che è, diciamo, il pesce tipicamente, diciamo, il pesce costiero e anche pelagico, tipico, diciamo, di questa zona di Mediterraneo, quindi dai barracuda, a volte grossissimi e numerosissimi, cernie anche oltre i 30 kg, quindi tante e grosse, ok? E poi via via, abbiamo detto, dal pelagico magari la ricciola, carangidi di varia natura, dentici, più poi tutto quello che è, diciamo, la parte invece del pesce più costiero, quindi più stanziale, come appunto dalle nuvole di salpe, poi saraghi, naturalmente nuvole di occhiate, castagnole, donzelle, tutto quello che è un pochettino naturalmente il pesce, e poi crostacei, aragoste, magnose, cicale, insomma ce n'è, polpi, insomma tutto quello che è tipico, diciamo, di questa zona di Mediterraneo in abbondanza. Addirittura scelgono poi le vacanze in funzione anche appunto ai posti da visitare, diciamo, sott'acqua, quindi l'invito è quello di venire a trovarci per provare, diciamo, quello che è una delle cose che secondo me almeno una volta nella vita devono essere provate, quindi cioè immergersi sott'acqua e a vedere, insomma, tutte le bellezze che questo bellissimo mare ci